Il tema del reshoring, del giusto compenso nella filiera della moda. Questo era il tema nazionale e regionale che ha affrontato il convegno di oggi a Treviso, un convegno importante dove si è parlato del fenomeno, cercando di sviscerarlo e capire perché e come funziona, con numeri anche importanti portati da Abiti Puliti, portati dalla Confragionato Nazionale, l'Ufficio Studi, e poi cercato anche delle soluzioni nazionali e regionali ma anche locali, perché sono i territori quelli che devono controllare per eliminare questa concorrenza, perché oggi un laboratorio in regola è un laboratorio che ambientalmente e socialmente è sostenibile, però non gli viene riconosciuto questo costo e quindi non si può lavorare per delle grandi imprese mettendosi in concorrenza nei prezzi con gente che invece queste regole non le rispetta. Questo è un fenomeno importante, viene sottovalutato troppo e le organizzazioni di categoria, in particolare la Confragionato, ha deciso che questo deve essere portato ad alti livelli per dimostrare al governo che qui c'è da fare un'azione forte e non su tanti altri aspetti che magari sono marginali. Lo studio che presentiamo oggi conferma questa leadership a livello europeo, in cui l'Italia è prima per il numero di piccole imprese esportatrici e per valore delle esportazioni collocate direttamente dalle piccole imprese sui mercati esteri. All'interno quindi della produzione italiana spicca in particolare il Veneto, che è terza regione per peso del settore della moda sul totale dell'economia regionale. Quindi una posizione assoluta di leadership. Sui mercati internazionali il posizionamento è rilevante, con oltre 10 miliardi di esportazioni, con le province di Vicenza e Treviso che fanno la parte del leone, che addensano 2/3 del Made in Veneto della moda sui mercati internazionali. Naturalmente questo comparto molto dinamico è caratterizzato anche da alcune ombre che vengono analizzate e approfondite nel convegno di questa mattina. Sicuramente una delle più importanti è la concorrenza sleale del sommerso nei confronti delle imprese regolari, piccole e artigiane, ecco, presentiamo infatti un'evidenza basata sui dati Istat che confermano purtroppo che il settore della moda è il primo per incidenza del sommerso sul totale dell'occupazione e quindi da questo punto di vista è chiaro che vanno intraprese delle politiche finalizzate a ridurre la concorrenza sleale nei confronti dei piccoli imprenditori. Questo è il tema, e insieme alla lotta alla contraffazione, alla legalità nel toto del sistema, questo è il tema di riportare al centro l'essere umano e riportare al centro le associazioni imprenditoriali, datoriali che noi rappresentiamo, per riportare il l'ago della bilancia sulla legalità in questo Paese. Mi sembra una cosa assolutamente normale. Dobbiamo riportare l'attenzione dell'agenda governativa su quello che è un diritto di fare impresa, cioè essere tutelato. Oggi questo non avviene, lo vediamo dai grandi gruppi che strozzano la catena del terzismo con prezzi che sono inapplicabili alle condizioni di rispetto dell'umanità, del rispetto dell'ambiente, di tutte le norme che gli imprenditori, soprattutto quelli artigiani, hanno a che fare, e soprattutto un discorso che da qualche anno è tornato in auge, cioè il famoso backshoring, reshoring, aziende che hanno avuto grandi contributi per riportare le grandi produzioni in Italia, ma hanno, tra virgolette, bypassato la catena della buona prassi, riportando sì in Italia ma i laboratori che fanno dell'abusivismo edilizio, che fanno dell'abusivismo nel rispetto del lavoro umano, del rispetto degli orari e rispetto delle condizioni di lavoro, per cui stiamo parlando di un sistema che non è assolutamente profilato sulla legalità, e noi oggi è un'occasione veramente molto importante. Ringrazio la Confartigianato Imprese Marca Trevigiana per riportare all'attenzione questo tema, che è all'ordine del giorno nella nostra agenda a Roma e che stiamo sollecitando al Ministero del Lavoro per garantire alle nostre imprese una tutela anche in questo senso. C'è in atto una quasi firma, diciamo, di un protocollo nazionale proprio sulla legalità che nasce dal contratto? Assolutamente sì, è un'azione direi storica. Attraverso l'osservatorio abbiamo messo insieme tutte le associazioni datoriali per le piccole imprese artigiane e soprattutto i sindacati, per cui finalmente abbiamo tutta la filiera, il chi fa impresa e il chi lavora nell'impresa, uniti insieme per far rispettare il diritto di poter fare impresa in maniera legale. Per cui questo protocollo è stato portato al Ministero dello Sviluppo Economico, credo che
che il ministro Di Maio nella sua prima veste di ministro dello sviluppo economico avesse già dato un'occhiata a questo protocollo. Adesso speriamo che il nuovo ministro dello sviluppo economico porti avanti questa causa. Noi ci crediamo, batteremo i pugni sul tavolo come nostra consuetudine e sicuramente faremo il nostro risultato, cioè riportare l'ago della bilancia sulla legalità. Usufruire della legge che ha fatto Prato e il distretto di Prato per portarla anche da noi nel manifatturiero sia in Veneto che in Italia, perché in Veneto non si è mai parlato, anche oggi perché parlavamo a livello nazionale specialmente di Prato, però anche qui sta crescendo molto anche il lavoro nero con i cinesi, anche qui in Veneto. Per eliminare questa concorrenza sleale che vi mette in confronto e quindi vi pagano poco anche se voi pagate molto in tema di lavoro, di sostenibilità, è quella di avere una legge dove chi fa il lavoro nero venga penalizzato nel penale, non solo con un'ammenda. Sì, certamente bisognerebbe usufruire, come è stato fatto con l'agricoltura, del penale per chi non rispetta le regole. Nell'agricoltura è stato fatto, vorrei che lo portassimo anche noi a livello del manifatturiere, del tessile e abbigliamento, chi non rispetta le regole, che ci sia il penale, che venga condannato, che vengano chiuse le aziende e che si butti via le chiavi come abbiamo detto prima, perché non è possibile che questi, dopo che vengono trovati con persone in nero, che non rispettano le regole, che non pagano le tasse, non pagano i contributi, con una semplice multa di 2-3 mila euro, dopo 2 giorni riaprono e sono nuovamente nel mercato a farci una concorrenza sleale, a danno non solamente di noi, ma a danno dell'economia italiana, a danno degli acquirenti finali e a danno del tutto il sistema moda. La nostra Procura della Repubblica ha un pool dedicato di magistrati ed ha anche una PG dedicata, cioè una polizia giudiziaria che è sostanzialmente interforze, composta da esponenti di forze di polizia, polizia locale, guardia di finanza, ispettorato del lavoro, che si occupa specificamente di questo tipo, dell'applicazione, delle indagini relative all'applicazione di questo 603 bis, applicate proprio alla filiera manufatturiera. Si tratta di individuare quelle che sono le reiterazioni dei comportamenti di sfruttamento, particolarmente anche non relativamente allo stesso soggetto ma a soggetti diversi, in condizioni particolarmente deprecabili dal punto di vista di igiene e sicurezza del lavoro su soggetti che evidenziano uno stato di bisogno. E lei pensa che sia estendibile questo progetto o funziona a Prato perché c'è un problema più grosso che da altre parti? No, assolutamente, come funziona e come è praticabile a Prato penso che sia praticabile ovunque. Le nostre indagini mettono in luce una situazione drammatica, le filiere globali dell'abbigliamento e della moda producono delle grandi ineguaglianze, le producono in tutto il mondo, nei luoghi dove la produzione è stata delocalizzata negli ultimi 40 anni, ma naturalmente le possono produrre e le producono anche in Italia, dove, diciamo così, nelle parti basse della filiera, dove possono trovarsi su fornitori, appalti e situazioni di lavoro molto difficili, si annidano problemi, complessità e ingiustizie che riguardano naturalmente il destino di migliaia di lavoratori. Questo perché si sono abbassati i diritti a livello internazionale, laddove i diritti non vengono rispettati in un paese terzo, questo quasi come se fosse un elemento di continuità e di collegamento produce poi anche un abbassamento dei diritti nei paesi dove tradizionalmente siamo abituati invece a vederli rispettati. Quindi c'è un allarme anche nel nostro paese, senza dubbio, il lavoro nero, il lavoro grigio, il fatto che i contratti non siano rispettati, non siano neppure applicati, naturalmente solleva dei problemi molto inquietanti anche per il nostro paese. Ma senta, come si fa a sistemare questa cosa? È un problema molto complesso, le regole vanno ristabilite a livello internazionale, le filiere globali della moda e dell'abbigliamento hanno una struttura tale per cui queste ingiustizie possono avvenire perché c'è una simmetria di potere nelle filiere produttive, una simmetria di potere che dipende da chi governa queste filiere a livello internazionale, cioè i grandi marchi, le grandi multinazionali che impongono condizioni, diciamo così, pratiche di acquisto che sono fondamentalmente ingiuste. Questa compressione dei costi a tutti i costi produce naturalmente diseguaglianza, produce inquietudine al lavoro, produce insicurezza, produce ingiustizia. Bisogna ribaltare questo ragionamento e ristabilire un'equità nella distribuzione della catena del valore a livello internazionale. Questo per consentire a tutti i partecipanti alla catena di produzione del lavoro e del valore di poter beneficiare di condizioni eque. In questo modo naturalmente poi bisogna che queste condizioni eque, questa ridistribuzione vada anche nelle tasche dei lavoratori, garantendo a tutti i lavoratori che fanno comunque la ricchezza dei marchi internazionali ma anche dei marchi più piccoli delle aziende anche italiane, poi partecipino di questo benessere, di questa ricchezza.
Silvia Scaramuzza, progetto Quid, un progetto veronese sostenibile a 360 gradi, perché voi siete sostenibili ambientalmente ma anche socialmente. Esatto, questo è lo scopo di Quid da quando è nato nel 2013, quindi unire la sostenibilità ambientale e quella sociale, quindi utilizzando rimanenze di tessuti provenienti dalle maggiori industrie tessili italiane e allo stesso tempo includendo donne con un passato di fragilità. Parlo di donne perché l'80% è femminile, in realtà abbiamo anche un 20% di inserimento maschile, in ogni caso persone che non avrebbero accesso al normale mercato del lavoro italiano. Un successo però anche commerciale, perché i negozi funzionano. Assolutamente sì, apriremo a breve il prossimo negozio a Milano, l'inaugurazione sarà il 24, quindi niente, speriamo di continuare a espanderci.